Marotta, reduce da 3 sconfitte di fila prima di riposo, ospita la capolista che non vuole di certo lasciare punti per strada a 5 giornate dalla fine. Dalla Belbote Arena di Tombolo, buonasera, con Udino Baggio per Roplos, per Godego Montello. Riceve Wally orizzontalmente. Nicoli l'impressione su di lui. Salifu si accentra. Salifu con il destro! La traversa di Salifu! Panziera cerca un varco ma è chiuso. Costretto a tornare dietro dove c'è Coppe. Esce Massarotto. Coppe al centro. Panziera si gira in un fazzoletto. Scende bene. Coppe. C'è anche Bonazzo sulla destra. Panziera dentro l'area. Coppe verso la porta! Si sblocca la sfida. Dopo 3 minuti e 45 secondi alla Belbote Arena. Il gol del capitano Francesco Coppe. Salifu. Una finta su Leandrigno che però non passa, quindi Panziera prolunga per Leandrigno, il numero 10 contro Etilendi, ci mette la mano, ancora in avanti il Montello, Leandrigno 2 volte Etilendi, calcio d'angolo, Leandrigno Salifu a duellare, Leandrigno numero su Kuc, può andare sulla destra, il numero 10 addosso a Wally, Salifu la lascia a Kuc per impostare, ma attenzione perché arriva Leandrigno alle spalle, gliela porta via, Cucchiaio traversa, rimbalza ancora sulla traversa, poi alla fine della difesa, Nicoli, Schiavon, a destra Panziera, spazio per andare il 23. Panziera carica la botta, Wally si lancia. Ancora Montello però con Schiavon. Schiavon e Tilendi. Massarotto alza la testa. Poi va a destra da Nicolini. Nicolini il passante preciso per Massarotto. Palla che resta viva! Pareggia i conti l'Infinity Godego. L'1-1 del numero 27. Gianmarco Massarotto fa partire l'azione e la chiude. Coppe. Largo a sinistra, ci ha provato Massarotto, non è riuscito a intervenire. 8:40 fine primo tempo. Ancora a destra dove c'è Coppe, che fa con questa palla al centro. Coppe, il fischio del direttore di gara, c'è anche Leandrigno. Coppe verso la porta. Salifu, si gira, va a puntare la porta del Montello. Coppe lo tiene lì. Ancora il numero 9, palla al centro. Poi arriva lo scarico per il mancino di Medina. Vicino. Coppe, Panziera il contromovimento. Riceve palla al numero 23. Lo aspetta Medina, Panziera e Tilendi si tuffa. Imbalza Leandrigno, la domestica al limite dell'area, l'uomo a terra. Leandrigno insiste, Medina gliela porta via. Attenzione a Coppe da fuori. Il riflesso mostruoso di Etilendi. Gli applausi da parte del pubblico in una parata da incorniciare attraverso una mix card di Roploz. Panziera mette giù il pallone, cerca Fantini, tenuto lì da Sebbar, restituisce al 23. Panziera! Kuc, c'è anche Massarotto lì vicino. Un uomo in barriera. Kuc robazza in uscita, la devia ed Sebbar dietro da Kuc. Appoggia Wally che è sceso, parte Kuc. Wally cerca un dribbling di troppo, una zona pericolosa, quindi Panziera. Panziera al tocco semplice per Jordi Nicolati. Torna in vantaggio il Montello con il gol del classe 2001. Perde palla in uscita, Panziera fornisce l'assist a Nicolati che può solo appoggiare in porta. Wally. Panziera su di lui, Wally cerca la palla profonda con la fisicità, la tiene lì, Salifu, scende robazza, Leandrigno scatta Nicolati, poi si ferma, allora Leandrigno attende il momento giusto, va a destra dove c'è Nicoli, 1-2 che si chiude, Leandrigno e Nicolati scatta, poi si stacca invece Panziera che evita così l'intervento e Tilendi in barriera Tilendi, tocco di Leandrigno che arriva, Coppe di nuovo da Leandrigno alle spalle, addosso al muro di maglie blu, ancora Leandrigno a cercare la conclusione e Tilendi si salva in Massarotto con Tacca di fianco, Tacca ci mette il piede quindi Leandrigno, Montello in possesso, Tacca di fronte a Tilendi, controllo e Tilendi, Leandrigno in acrobazia, doppia occasione, 13:55 al termine mentre Tacca riceve questo passaggio sulla destra. Sebbar lo tiene lì, poi Sebbar scivola, quindi Tacca appoggia Nicolati, il palo di Jordi Nicolati vicino al 3-1. Salifu protegge questo pallone, riesce a trovare Nicolini che poi si divincola così della marcatura, ancora Salifu, scappa sulla sinistra, l'uscita di Robazza, evita Sarotto, prova una finta su Leandrigno che non gli riesce, quindi il numero 10 si rialza e poi gli porta via il pallone e Tilendi, palla ancora viva, ma 7 minuti scarsi al termine. Palla deviata, Panziera, Leandrigno di prima e Tilendi, palla che rimbalza, Tilendi la mette fuori, Panziera di testa, non trova la coordinazione. Sarotto nel sandwich di maglie nere, non trova il compagno, quindi Panziera può andare verso la porta, il cucchiaio e Tilendi ci mette una mano, respinge Medina, palla ancora viva, Panziera, incredibile cosa è successo. Leandrigno, Wally usa il fisico, gliela porta via, Leandrigno insegue, Wally accelera, supera anche Bonazzo, Wally indiavolato, Wally, palla al centro, Salifu, non trova la coordinazione. 3:23 al termine, conducono ancora gli ospiti con un solo gol di scarto fin qui. Sebbar, c'è Bonazzo su di lui, arriva il raddoppio di Leandrigno, Wally, profondo, Salifu, appoggia Kuc, che va con il destro, la costruzione, la manovra dell'Infinity Godego, premiata dal gol di Mohamed Kuc, 2-2. Nicolati, 1:22 al termine, ancora 2-2 fin qui. Tacca
A destra dove c'è Panziera, ha cercato Nicolati, palla che passa e arriva! All'altezza del secondo palo! L'assist di Giorgi Nicolati per Leandrigno, che appoggia in porta! Non muore mai il Montello! 2-3! Medina, Massarotto, 15 secondi a fine gara. Lungo da Wally, attenzione perché ha sbilanciato il Montello. Il taglio di Kuc gli porta via l'uomo. Wally verso la porta. Nicolati in salvataggio, ma attenzione perché è ancora viva. 6 secondi al termine. Medina, Nicolini, dietro ancora da Medina. Un secondo, deve calciare, lo urla anche il pubblico. Ma non c'è più tempo. Alla Belbote Arena finisce così un incontro spettacolare, aperto fino all'ultimo istante, deciso da Leandrigno. 3 punti fondamentali per il Montello di mister Alessandro Donisi.